L'Akragas esce sconfitto dai 32esimi della Coppa Italia di Serie D. I giovani biancazzurri, quasi tutti under, hanno ceduto al cospetto dell'Enna per 2-0. Il match che si sarebbe dovuto disputare ad Agrigento, come aveva stabilito un sorteggio in Lega, ma che per volere della dirigenza biancazzurra si è invece dirottato a Gaeta di Enna, in quanto l'Esteneto doveva essere sottoposto ad un'urgente risemina del manto erboso. Da ambo le parti sono state schierate molte under, l'Agragas ne ha schierate di più, 8 su 11 in campo, mentre altri 4 erano in panchina a disposizione di Lillo Bonfatto. Di contro l'Enna ha opposto quasi una formazione con più titolari, con 5 giovani su 11 in campo. Alla distanza ha vinto la compagine neroverde per 2-0, con gara sbloccata ad inizio ripresa su calcio di rigore. L'arbitro infatti ravvisa un tocco di mano di Richichi in piena area di rigore ed assegna il penalty. Dagli 11 metri trasforma Lucia. All'82esimo il raddoppio arriva per una deviazione fortuita della Cregandino Prestigiacomo. L'Enna dunque passa alla fase successiva, mentre l'Acregas si rituffa in campionato e domenica dovrà affrontare alle 8 i cugini del Licata. Purtroppo questa sfida è stata vietata ai tifosi biancazzurri. Infatti la questura di Agrigento, a seguito delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ha emanato un apposito provvedimento che prevede la chiusura del settore ospiti e che di fatto sancisce il divieto di trasferta ai tifosi dell'Acregas. Al derby dunque non potranno assistere i residenti di Agrigento. Ritornando alla Coppa Italia di Serie D, si sono registrati questi risultati riguardanti le squadre siciliane di Serie D. Regina batte Cireale 2-1, l'Agregas è stato sconfitto per 2-0 dall'Enna, il Siracusa si è imposto sul Paternò per 3-0. Dunque Regina, Enna e Siracusa accedono alla fase successiva. Sempre in Coppa Italia, ma in quello di eccellenza Girone A, si sono giocate le seguenti gare con questi risultati. Misilmeri San Vitolo Capo 0-0, Sciacca Atletiche Palermo 0-0. Le gare di ritorno a cambi invertiti sono in programma il prossimo 20 novembre, sempre a partire dalle ore 14:30.